I nostri mezzi hanno in dotazione questo bottone che nel caso di emergenza viene azionato e le forze dell'ordine quindi possono arrivare in tempi brevissimi. Nasce Panic Button, il progetto che coinvolge al momento 67 autobus della flotta in servizio, 28 in ambito urbano e 39 in quello extraurbano della marca trevigiana, e prevede l'installazione di un sistema di videosorveglianza digitale, provvisto di una console di comando con integrato un pulsante di allarme posizionato vicino all'autista e direttamente collegato alle forze dell'ordine, allo scopo di garantire una maggiore sicurezza sia ai dipendenti che agli utenti. Noi stiamo cambiando sostanzialmente gran parte del nostro parco autobus. Nell'ultimo prossimo triennio abbiamo circa 70 autobus previsti per l'acquisto. Un gran numero di autobus nuovi li abbiamo già in dotazione. Tutti questi autobus hanno questa tipologia di intervento. Una volta azionato il bottone dall'autista, il sistema di videosorveglianza trasmette in tempo reale alla sala controllo esercizio MOM e alla sala operativa della questura di Treviso la matricola dell'automezzo, la posizione su mappa cartografica e in tempo reale tutte le immagini di tutte le telecamere presenti a bordo, interne ed esterne. Noi abbiamo avuto contatti sia con il questore che con il comandante di Carabinieri, abbiamo fatto un protocollo di intesa, il protocollo di intesa lo stiamo firmando e entrerà a breve in esercizio.